Napoli, Spalletti sorride. Un infortunato recupera per la Salernitana. Ma prima di dare un'occhiata alle ultime da Castelvolturno, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nulla di quello che succede a Napoli. Ultime da Castelvolturno, l'allenatore azzurro ritrova una pedina preziosa per il finale di campionato. Il Napoli è tornato in campo per preparare la gara contro la Salernitana. I calciatori si sono ritrovati a Castelvolturno dopo i 2 giorni di riposo concessi da Spalletti dopo la vittoria contro la Juve e i festeggiamenti al rientro da Capodichino. In vista del derby c'è una buona notizia. L'allenatore del Napoli ritrova Simeone che si era infortunato contro il Lecce. Lavorano ancora a parte Politano e Mario Rui. Le ultime sugli infortunati dopo l'allenamento. Il Napoli, con una nota ufficiale, ha aggiornato la situazione relativa agli infortunati. Detto Del Colito, che è tornato a lavorare in gruppo e dunque tornerà tra i convocati per la Salernitana. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina e terapie e l'esterno ex Inter potrebbe anche recuperare per il weekend mentre ci vorrà ancora qualche settimana per il terzino portoghese. I tifosi napoletani commentano cosa ne pensi della notizia e iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale per continuare a ricevere le principali notizie dal club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!